Ad Agrigento oggi giovedì 4 ottobre al Teatro Pirandello dalle ore 17 in poi si svolgerà una manifestazione intitolata Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita. Ad un concerto del Brass and Percussion Ensemble dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Toscanini di Ribera seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, del sindaco di Ribera Carmelo Pace e del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. E poi gli interventi degli assessori regionali Sebastiano Tusa, beni culturali, Sandro Pappalardo, turismo e Roberto Lagalla, istruzione, nonché la presentazione da parte del vicepresidente della regione Gaetano Armao della rappresentazione teatrale Io sono Crispi, con Pippo Pattavina, Ezio Donato, Lucia Sardo e Franz Cantalupo. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello. Ho trovato un personaggio che io per la verità conoscevo poco, se non quel poco che avevo studiato negli anni della scuola, perché non siamo mai noi ex studenti così immersi nella storia come lo si è da grandi. Scoprendola attraverso questa rievocazione storica che ne ha fatto il professore Saia, mi sono reso conto che era un uomo enormemente complesso, pieno di grande veemenza, pieno di intuiti, un uomo anche di grande fascino, controverso, amato, osannato, odiato, quindi tantissime sfaccettature. È un personaggio bellissimo a tutto tondo. Mi dispiace soltanto di recitarlo così, in leggio, in lettura, perché mi sarebbe tanto piaciuto invece che questa fosse un'operazione teatrale a tutti gli effetti, con un sacco di personaggi, con delle belle scenografie, ma anche così, devo dire, con una rievocazione storica fatta attraverso testimonianze di studiosi, di storici e l'apporto di attori. Fra l'altro, fra questi attori, io che interpreto Crispi da vecchio, sono vestito di tutto punto, cioè io sono un personaggio evocato, sono Francesco Crispi vestito proprio come si usava allora. E i miei compagni di viaggio in questa avventura sono Franz Cantalupo e Lucia Sardo, che interpretano vari personaggi. Lucia Sardo è la mia ex moglie, ex innamorata, e la regia dell'amico mio Ezio Donato, che ha curato pedissequamente la messa in scena di questo testo. Io sono convinto che lo spettacolo sarà un grande successo e, perché no, sicuramente potrebbe essere anche così com'è nella sua semplicità ma di grande fascino, anche un'operazione teatrale a tutti gli effetti, me lo auguro. Spiace moltissimo che ancora oggi qualche giornale parla di Crispi con luoghi comuni che sono superati da tempo. La storiografia ha avviato un processo di revisione del giudizio storico che ha portato Crispi ad essere liberato dalla gabbia in cui era stato rinchiuso da chi lo aveva considerato un precursore di Mussolini o da chi gli rimproverava di essere stato il macellaio del popolo siciliano durante i fasci. Crispi è un personaggio controverso, sicuramente ci sono delle luci e delle ombre, però non possiamo dimenticare che a lui dobbiamo l'impianto che ha creato lo Stato moderno in Italia. La cosiddetta seconda unificazione amministrativa, che è stata frutto del suo primo e del secondo governo, è l'impalcatura che ci ha permesso di crescere, ha permesso allo Stato italiano di essere uno Stato che si è avviato poi verso un fisiologico sviluppo e verso la democrazia. La messa in scena di questo spettacolo o di questo evento mi conferma in una ipotesi che tutti noi che facciamo teatro abbiamo ben chiara, cioè che il compito del teatro è quello, come un po' di tutte le arti, di far vedere l'invisibile. Ora, probabilmente gli storici sono stati con gli occhi chiusi o non hanno voluto vedere.
E mi fa piacere che forse il teatro riesca ad aprire o a produrre uno squarcio in una cortina in cui non per forza un personaggio come Crispi deve essere santificato o condannato. È un uomo che ha avuto 1000 sfaccettature e che sicuramente, come si evince e si evincerà per chi viene a vederlo dal vivo, perché noi lo vediamo in scena, l'uomo che ha fondato forse lo Stato moderno con tutte le sue contraddizioni. E se questo riuscirà a farlo il teatro oggi e nei giorni a venire, portandolo per esempio nelle scuole, darà un contributo notevole e uscirà finalmente dalle pagine logore dei volumi di storia che obbligatoriamente a scuola si devono leggere.